Innovazione e competitività insieme alla qualità sono degli asset fondamentali. L'Italia mantiene record assoluti sulla produzione agricola agroalimentare e anche nel settore del vino. Lo confermano i dati dei primi 6 mesi del 2025, rimaniamo a livelli altissimi sull'export, record particolarmente sui bianchi e sulle bollicine. Ovviamente anche il sistema vitivinicolo si interroga su come affrontare al meglio il futuro. Il sistema cooperativistico può essere un elemento fondamentale proprio per il valore aggiunto che porta, e oggi il panel è proprio diretto a questo, promosso da Confcooperative e Fedagripesca, come il settore della cooperazione, come l'innovazione e come puntare sui giovani possa ulteriormente dare slancio a un settore che rappresenta già l'eccellenza italiana. Ismea è presente con i nostri dati sul settore vitivinicolo, che confermano un settore assolutamente resiliente in salute. I consumi vengono rimodulati, reggono e si implementano quelli delle bollicine, reggono i vini bianchi. Per i vini con più elevato tasso alcolemico ci sono delle riflessioni da fare rispetto ai nuovi gusti dei consumatori. Il tema delle giacenze è sotto controllo, sono in linea, la produzione è sicuramente, si può dire citando un film, un'ottima annata. Penso che il settore vitivinicolo, ma lo dicono i dati, non lo dico io, rappresenti ancora tanto per l'Italia e soprattutto sui temi dei prodotti di qualità. Lo rappresenta in termini di PIL. Ricordiamo che sui prodotti di eccellenza, sul dato Ismea Qualivita dell'anno scorso, tra poco presenteremo il nuovo e quindi non lo spoileriamo oggi, sui dati dell'anno scorso circa 11 miliardi il valore della produzione del vino, circa 9 quello dell'agroalimentare soltanto per i prodotti di alta qualità, quindi si rappresenta un'eccellenza anche in termini di quantità e di qualità e di valore.